Più ricoverati in area non critica della prima ondata, c'è poco da stare allegri, l'epidemia da Covid-19 continua a mordere in Veneto e la responsabilità è ascrivibile agli assembramenti. Contagi su tampone sono un terzo rispetto alla prima ondata, cioè non guardate i numeri assoluti, guardiamo la percentuale di positivi sui tamponi, quindi noi portiamo a casa meno positivi su tamponi fatti rispetto alla prima ondata. Quindi uno dice, ne abbiamo di meno, ma carichiamo di più in ospedale. Perché abbiamo l'assembramento? La prima ondata l'abbiamo gestita con il distanziamento sociale, con il lockdown. È stato, quanto è durato il lockdown? Dall'8 di marzo a maggio, più o meno. Voi capite che abbiamo fatto un vuoto sanitario di 2 mesi abbondanti, dove non c'è stata minima relazione sociale. Ovvio che oggi, vivendo nella fase di convivenza senza distanziamento sociale, è inevitabile che il contagio si diffonda. Dopo, per carità, vediamo che abbiamo tanti asintomatici, 98%, 96%, 97% non sviluppano sintomi, ma avendo tanti contagiati, anche quel 2-3% sono numeri per gli ospedali. Legittimo pensare ad un Natale con l'illusione di qualche allentamento delle restrizioni, ma la prudenza è più che obbligatoria in questa fase. La Giunta regionale del Veneto ha comunque messo a punto le linee guida in caso di apertura delle piste da sci, ipotesi molto improbabile allo stato dell'arte. Abbiamo voluto comunque approvare le linee guida per l'apertura delle piste da sci, il che non vuol dire che abbiamo segnato un gol. Diciamo che comunque in via preventiva troviamo assurdo non preparare a magazzino le linee guida, perché se mai decidessimo di aprire o mai decidessero di aprire, perché non compete a noi, ricordo che c'è questo paventato rinnovo del DPCM del 3 dicembre nel quale sembra si vogliano bloccare appunto le piste da sci e quindi attività degli sport invernali. Noi comunque le linee guida le abbiamo fatte e questo è un primo segnale. Ovviamente è auspicabile che qualsiasi misura sia rispettosa, tenga conto sicuramente della salute pubblica, ma anche di quello che è un'economia montana che senza il tema dell'invernale è un'economia messa a dura prova. E dall'altro voglio ricordare che lo sci e la neve la si pratica sulle creste delle montagne e sulle creste delle montagne, lo studiavamo alle elementari, ci sono sempre i confini. Lo ricordate, cioè, le montagne fanno sempre da spartiacque. Il famoso vuol dire che vorremmo che ci fosse un coordinamento europeo sul tema dello sport invernale. La salute prima di tutto, ma anche l'economia ha il suo peso. Quanto ai ristori per le attività economiche, Zaia confida nell'emendamento presentato dalle forze di maggioranza in Parlamento che richiede 250 milioni per chi ha subito restrizioni in zona gialla in seguito alle ordinanze regionali. Noi stiamo prevedendo misure che siano compatibili con la vita, con le attività lavorative, ma che scoraggino al massimo possibile il tema dell'assembramento. Questo. Adesso lasciateci il tempo di scrivere. Oggettivamente l'ordinanza ha la sua azione a fine settimana, per cui questa fase è ancora sostenibile, anche se c'è un voto.